dato la mia vita anche fuori dal campo. L'attaccante del Palermo Fabrizio Miccoli risulta indagato nell'ambito di un'indagine della DIA su schede per cellulari contraffatte. Il calciatore rosanero, coinvolto insieme al titolare di un centro team, è sospettato di accesso abusivo in un sistema informatico. Miccoli si sarebbe fatto consegnare schede pulite e ne avrebbe poi ceduta una al figlio del latitante Antonio Lauricella. 4 palermitani sono stati convocati in caserma e si sono sentiti fare una domanda lapidaria. Lei conosce il signor Fabrizio Miccoli? Qualcuno ha risposto: tutti i palermitani lo conoscono, il capitano del Palermo. I 4 signori citati dalla DIA sono tutti di provata fede rosanero, ma nessuno di loro ha mai frequentato Miccoli né gli ha mai regalato una scheda telefonica. Eppure il capitano utilizzava 4 telefonini intestati a quegli ignari palermitani e uno di questi apparecchi sarebbe stato prestato dal giocatore del Palermo al suo amico Mauro Lauricella, il figlio del boss della Calza, arrestato nel settembre del 2011. Sono giornate nere per Miccoli, prima la batosta della retrocessione, adesso la svolta dell'inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci e dal suo pool. Miccoli è indagato per accesso abusivo a un sistema informatico in concorso con il titolare di un centro team del centro città. Secondo la ricostruzione del centro operativo DIA di Palermo, il capitano rosanero avrebbe chiesto al dealer di fargli avere 4 telefonini puliti. Il commerciante avrebbe esaudito la richiesta intestando le schede ad alcuni suoi clienti e nel giro di qualche ora Miccoli ebbe i suoi cellulari. I magistrati cercano di scoprire a cosa dovevano servire le utenze che si sarebbe procurato Miccoli. Gli inquirenti sospettavano che Lauricella Junior tenesse contatti col padre durante la latitanza proprio attraverso una delle schede pulite, ma non è emerso nulla di ciò. Miccoli dal canto suo non ha mai nascosto l'amicizia con Mauro, che non ha mai avuto guai con la giustizia. Il reato previsto dall'articolo 615 ter del Codice Penale prevede una condanna fino a 3 anni.